Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. La Sicilia avvolta dalle fiamme, muore un vigile del fuoco. Nel Palermitano e nell'Agrigentino le situazioni più drammatiche. Roghi vicino alle abitazioni, evacuata anche una clinica. Canadair in azione. Caldo, il picco a Noto con 46 gradi e mezzo, ma è atteso un lieve calo nelle prossime ore. Resta rosso il bollino a Palermo. Commerciante si barrica dentro il negozio per sfuggire ai colpi di mazza. Violenta rissa in pieno centro a Palermo, turisti in fuga. 6 nuovi arresti nell'operazione Abisso contro il traffico internazionale di droga, smantellato una rete attiva tra Sicilia, Calabria e Malta con base a Catania. Primo faccia a faccia al Mimit sulla vertenza Pfizer, i sindacati chiedono di ritirare i licenziamenti per i 330 lavoratori coinvolti, il confronto riprenderà il 24 settembre. Calciomercato, il Catania puntella alla difesa con l'acquisto di Pagliai, in uscita Cargnelutti ceduto al Sorrento mentre Di Noia è vicino alla San Benedettese. Calcio, il Palermo segna e si diverte contro il Paradiso, finisce 7-0 nella terza amichevole prestagionale. E come sentivate dai titoli, a San Cataldo nel Nisseno il dramma del caporeparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchi, morto durante le operazioni di spegnimento di uno dei tanti incendi che hanno messo in ginocchio la Sicilia a un anno dalla pensione. Rita Cinardi. Una tragedia che ha sconvolto l'intero corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Alessandro Marchi, 59 anni, caporeparto del comando provinciale di Caltanissetta, è morto dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nello spegnimento del vasto incendio divampato in contrada Mimiani a San Cataldo. Tra meno di un anno avrebbe concluso il suo servizio andando in pensione. Da ore combatteva le fiamme insieme ai colleghi in una giornata segnata da incendi e temperature che hanno superato i 40 gradi. Il rogo ha minacciato le abitazioni, costringendo diverse famiglie a lasciare le proprie case. Mentre Marchi moriva, i suoi colleghi non hanno neppure avuto il tempo di fermarsi o di piangere la sua scomparsa. Hanno continuato a lottare contro le fiamme fino a tarda sera. C'era tanto fumo, però non capivo da dove veniva l'incendio. Poi ho guardato mi sono affacciato dal terrazzo, c'era un incendio dalla parte di sopra, casa mia, e dalla parte di sotto. Dicono che è stato appiccato da 7 punti, quindi è normale che sia doloroso. Se c'è qualche responsabile dovrebbe pagare tantissimo questo, perché è una cosa vergognosa. Sul posto ha raggiunto l'area colpita anche il sindaco di San Cataldo, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento e l'assistenza alle famiglie evacuate. Il cordoglio alla famiglia e a tutti i vigili del fuoco, perché era stato chiamato per adempiere al proprio dovere. Qui veramente è una giornata infernale. Per l'intera giornata il comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stato impegnato anche su altri incendi nel Nisseno, tra cui quello lungo l'autostrada A19 all'altezza di Resuttano, dove una densa nube di fumo ha rallentato per ore la circolazione. La morte di Alessandro Marchi ha suscitato profondo cordoglio in tutta Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ricordato il sacrificio del caporeparto morto mentre era impegnato a difendere il territorio dall'emergenza incendi. E come avete sentito è stato un inferno di fuoco ieri in Sicilia, centinaia le persone evacuate, le zone più colpite l'Agrigentino, dove anche i pazienti di una clinica sono stati trasferiti in via precauzionale, e il Palermitano, fiamme alte anche nel Catanese. Marco Carni. L'intervento in sala operativa del presidente della regione Schifani per verificare personalmente, ha detto, il coordinamento delle operazioni di contrasto agli incendi che in queste ore stanno colpendo duramente diversi territori della nostra isola. Bruciano l'Agrigentino, il Palermitano e il Catanese. A Santo Stefano Quisquina oltre 100 persone sono state sgomberate per un vasto rogo vicino al centro abitato. Presidi sono stati creati dai vigili del fuoco nelle vicinanze di un deposito di ossigeno, in una stazione di rifornimento e in una fabbrica di giochi d'artificio. Una situazione drammatica, le parole del sindaco Cacciatore. In via precauzionale 22 pazienti ricoverati nella clinica Ignazio Attardi sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie. Via dalle proprie abitazioni le persone che vivono nelle case lungo la statale che collega Santo Stefano Quisquina a Bivona. Alcuni agricoltori con escavatori, ruspe e trattori si sono adoperati per realizzare dei tagliafuoco. Nella parte bassa di Bivona sono saltate le condutture idriche, un vasto rogo è divampato nel bosco di Buonanotte nel territorio di Cammarata.
Queste le immagini del salvataggio di un gregge di pecore rimasto intrappolato nell'area interessata dal rogo. Un vasto fronte ha devastato la riserva naturale di Torre Salsa. L'emergenza ha interessato anche Sambuca di Sicilia e Sciacca, dove sono andati in fumo circa 300 ettari di terreni privati e demaniali. Nel Palermitano molte case evacuate, come a Monreale e Pioppo, dove le fiamme continuano a divorare ettari di vegetazione e a lambire le abitazioni. Canadair in azione. Sono stati una cinquantina gli interventi del catanese, prevalentemente nella zona sud della città e nei comuni di Castiglione di Sicilia, Belpasso e Mister Bianco. E a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove, come abbiamo visto ieri, è divampato un incendio di vaste proporzioni, le persone che erano state fatte evacuare sono rientrate nelle loro abitazioni. Nell'area ci sono però ancora 5 fronti attivi. A Bivona invece è stato chiesto lo stato di calamità, distrutti 750 ettari di territorio con danni pesantissimi ad agricoltori e allevatori, e la denuncia del sindaco di Bivona, Cinà. E la polizia ha arrestato un 23enne presunto piromane di alcuni incendi che hanno minacciato Modica nel Ragusano. Il giovane è stato fermato vicino a un focolaio sulla collina Monserrato e denunciato per tentativo di incendio boschivo. I fuochi e le fiamme vanno di pari passo con il caldo estremo di questi giorni, che però sembra avere le ore contate. Previsto un calo delle temperature, ma la boccata d'ossigeno durerà a quanto pare pochi giorni. Veronica Barbarino. Le temperature record che hanno infuocato la Sicilia in questi giorni potrebbero avere le ore contate. È atteso, seppur lieve, un calo delle temperature massime. Un primo accenno di cambiamento già oggi, con venti occidentali deboli, a tratti moderati, che hanno regalato nella zona costiera ionica dell'isola una prima boccata d'ossigeno e valori termici leggermente più contenuti. Nelle zone interne, invece, il caldo è stato intenso, con massime elevate. Il termometro ha registrato infatti valori fuori dalla media a Noto, nel Siracusano, dove sono stati registrati 46,5 gradi. Caldo oltre i 45 gradi anche a Mineo, Lentini e Paternò. Nel corso della giornata il flusso prevalente bimestrale porterà gradualmente le temperature a livelli più bassi, quindi soprattutto la serata già di domani sera sarà nettamente diversa da quella di stasera, che sarà ancora piuttosto calda, e poi il raffrescamento si completerà meglio nella giornata di venerdì, quando le temperature torneranno vicine alla norma. Ma breve purtroppo sarà la tregua. Questo raffrescamento, che sembrava abbastanza duraturo, invece sarà incrinato da un ritorno di caldo che avremo tra le giornate di domenica e lunedì, quando l'anticiclone riprenderà vigore. Nonostante il lieve calo atteso, l'invito resta sempre alla prudenza, a limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, a mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone più fragili. Un 17enne morto e altri 3 giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter è morto sul colpo, la passeggera che era con lui, una 16enne, è stata trasportata in codice rosso al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Anche il conducente della moto, che è un 19enne, e il passeggero che era con lui sono ricoverati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E sempre a Palermo, a Trapani, 12 presunti appartenenti alle famiglie mafiose di Petrosino del Trapanese sono state arrestate su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'operatività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e come il gruppo criminale, attraverso metodi tipicamente mafiosi, esercitasse il controllo del territorio con la forza dell'intimidazione e garantisse il sostentamento economico del sodalizio attraverso illecite attività criminali. Gli indagati rispondono a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni, intimidazione e danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da sparo, pistole e fucili, estorsioni nella gestione di un alloggio popolare a Petrosino, traffico di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, hashish e crack attraverso una stabile associazione armata.
E come dicevamo invece a Palermo, una rissa in pieno centro finisce con l'aggressione ad un commerciante che si barrica dentro il negozio per sfuggire ai colpi di mazza. Fuga di turisti. Maglio Viola. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Palermo, quando una rissa è esplosa all'improvviso all'ingresso di un esercizio commerciale di via Roma e ha causato il fuggi generale di turisti e passanti. Per motivi ancora da accertare, la tensione era già salita fra un gruppo di giovani e il titolare dell'esercizio commerciale. La prima discussione animata fra due persone all'esterno del locale e il commerciante è però degenerata all'arrivo di una quarta persona che, senza parlare, ha subito colpito l'uomo mentre uno dei protagonisti della discussione cercava di tenere distanti i due contendenti. L'aggressore, poi allontanatosi per qualche istante, è tornato armato di mazza e a quel punto è scattato il fuggi mentre il commerciante si è barricato dentro il negozio con i tre al di fuori che picchiavano sulla vetrina. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e il video è adesso sottomesso a disposizione dei carabinieri che stanno conducendo le indagini. È stato proprio l'arrivo della gazzella dell'arma ad interrompere la rissa e far disperdere i partecipanti. Da ricostruire i motivi della tensione scoppiata fra i quattro e soprattutto l'identità degli aggressori. Operazione Abisso, altri 6 arresti della Guardia di Finanza per traffico di droga agli affari tra Catania, la Calabria e Malta. Emanuela Corsi. Sicilia, Calabria e Malta, con base logistica a Catania. Questo è il triangolo del traffico transnazionale di droga scoperto dalla Guardia di Finanza del capoluogo etneo, che all'alba ha portato a 6 nuovi arresti nell'ambito dell'operazione Abisso. Sale così a 21 il numero delle persone in carcere dopo i provvedimenti emessi dal GIP ed eseguiti lo scorso 15 giugno. 700.000 euro la somma dei beni confiscati. Le indagini condotte dal GICO della Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato un'associazione criminale dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana, composta da alcuni uomini vicini al clan Cappello Bonaccorsi, che si sarebbero occupati anche di rifornire il gruppo Borgata del clan Santa Panagia di Siracusa. Questo secondo filone d'inchiesta ha portato all'arresto di altri 4 catanesi coinvolti nel traffico con Malta e di 2 calabresi collegati al tentato recupero in mare al largo di Catania di 2 tonnellate di cocaina. I 2, originari di Locri e Siderno, erano stati ingaggiati dal clan catanese per trasportare l'ingente quantitativo di stupefacente nelle piazze di spaccio calabresi in cambio di un compenso. Un piano che fu sventato dalla Guardia di Finanza. I 6 indagati sono stati tradotti in carcere con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. E la Guardia di Finanza di Trapani, durante controlli nelle località balneari di Castellammare del Golfo e Alcamo Marina, ha scoperto in 2 ristoranti 12 lavoratori in nero. Erano impiegati nelle mansioni di cameriere, cuoco e lavapiatti. I gestori delle 2 attività sono stati denunciati e multati. Durante le ispezioni negli stabilimenti balneari e tra i venditori di articoli da spiaggia, i militari hanno rilevato anche diverse irregolarità fiscali. E cambiamo argomento. Dopo presidi sindacali e scioperi, l'avvertenza Pfizer è approdata al Ministero delle Imprese. I sindacati chiedono di ritirare il piano di licenziamenti per 330 dipendenti. Il ministro Urso, governo pronto a fare la sua parte. Lorena Dolci. Salvare 330 posti di lavoro è questo il primo obiettivo, ma sul tavolo di confronto c'è anche il futuro della Pfizer. Dopo giorni di sciopero, i lavoratori sono volati a Roma per presidiare dall'esterno il tavolo del MIMIT, il Ministero delle Imprese e Made in Italy. Qui si sono seduti per la prima volta i rappresentanti dell'azienda farmaceutica e le organizzazioni sindacali che intravedono uno spiraglio. Registriamo un impegno forte da parte del Ministero e del Ministro Urso in particolare, che ci fa ben sperare in questa soluzione. Ci siamo dati già appuntamento a settembre perché Pfizer ha bisogno di parlare con Casamadre. Purtroppo non ci continuiamo a fidare dell'azienda che al tavolo è venuta leggendo un copione che non è altro che una procedura già letta, vista e rivista. Apprezziamo l'apertura del governo e ci auguriamo che possiamo risolvere il problema di questa vertenza delicatissima per il nostro territorio. L'azienda ha ribadito le condizioni economiche che hanno portato ai tagli. Per il ministro Urso è necessario fin da subito avviare un percorso condiviso con tappe precise per individuare una soluzione capace di garantire la continuità industriale, la tutela dell'occupazione e il rilancio dello stabilimento. Il MIMIT, ha detto, è pronto a fare la propria parte. Anche la segretaria generale della CISL a Catania aveva espresso tutto il suo appoggio. C'è bisogno di mantenere
attività produttive importanti. La vertenza Pfizer non è una vertenza che riguarda soltanto Catania, riguarda l'intero paese. Prossimo appuntamento per la vertenza dopo le vacanze, il 24 settembre. Adesso c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Sicilia fanalino di coda nelle liste d'attesa in sanità che sono tornate ad allungarsi nel 2025. L'Isola è una delle 3 regioni in fondo alla classifica. Manlio Viola. Invece di avanzare, la Sicilia arretra nelle liste d'attesa per esami clinici, prime visite e ricoveri. È quello che racconta il rapporto della Genas, l'Agenzia Ministeriale per il Controllo della Sanità Pubblica nelle regioni. Nel primo semestre 2026 la sanità siciliana registra infatti un preoccupante arretramento nei tempi delle liste d'attesa, soprattutto per visite ed esami, in controtendenza rispetto al parziale miglioramento nazionale rilevato negli stessi dati. L'Isola è nel terzetto di regioni di coda della classifica generale. Il rapporto evidenzia gravi difficoltà strutturali con ritardi cronici che aggravano la mobilità passiva e spingono dunque i cittadini verso il settore privato o la rinuncia alle cure per chi non può permettersi esorbitanti esborsi. Nelle prime visite nel 2025 la Sicilia arretra addirittura di 7 punti percentuali, per gli esami diagnostici di 4 punti percentuali. I tempi vengono rispettati in meno del 72% dei casi urgenti. Non è un caso se il 2025, l'anno preso in esame in questi dati, è lo stesso dello scandalo degli esami istologici in ritardo nel Trapanese, una storia che ha fatto il giro d'Europa come esempio di sanità che non funziona. La regione siciliana ha già messo in campo una strategia che prevede il potenziamento dei Sovracup, ovvero il sistema regionale di prenotazione telefonica, sull'esempio dei centralini messi in campo durante l'emergenza Covid con l'attivazione di un numero unico 116 117 al quale rivolgersi per tutti i temi sanitari non in emergenza. Nel triennio 2026-2028 ci sono già oltre 6 milioni di euro, ma il sistema non riesce a decollare e potrebbe essere già insufficiente nel momento in cui partirà. Fermare la chiusura dei negozi di quartiere e ridare vita ai centri storici e ai piccoli centri urbani è la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da Confesercenti. Desiree Ferlito. Fermare la progressiva scomparsa dei negozi di vicinato e restituire centralità al commercio locale. E questo è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti Sicilia, che punta a rilanciare il tessuto economico e sociale della città attraverso misure dedicate alla rigenerazione urbana e ai servizi di prossimità. Da maggio ufficialmente è stata avviata la raccolta delle 50.000 firme necessarie per portare la proposta all'attenzione del Parlamento e ad oggi ne sono state raccolte già circa il 20%. Per presentare l'iniziativa, Confesercenti Catania ha convocato un incontro istituzionale con i sindaci dei comuni della città metropolitana, chiamati a confrontarsi su una strategia condivisa per sostenere le attività commerciali, contrastare la chiusura delle botteghe storiche e rafforzare il ruolo del commercio di quartiere. Tra le principali misure, le zone economiche speciali di prossimità, le cosiddette ZES Pro, che sono strumenti che attiveranno politiche mirate di rilancio del commercio attraverso incentivi fiscali, sostegni finanziari e semplificazioni amministrative. L'obiettivo finale è costruire una rete tra istituzioni, imprese e comunità locali per invertire il declino del commercio di prossimità e restituire ai quartieri servizi, vitalità e nuove opportunità di crescita. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio, il Catania si rinforza in difesa con l'acquisto di Pagliai, ceduti Carnielutti e Di Noia al Massimino, anche oggi seduta di allenamento. Sergio Colosi. Gabriele Pagliai, 24 anni, è nuovo calciatore del Catania. L'accordo pluriennale con il terzino destro si concretizza dopo un lungo inseguimento durato 1 anno e mezzo. Decisivo Longo, che ha parlato più volte con il ragazzo dopo averlo valorizzato con il Picerno. Nella scorsa stagione, con 25 presenze e un gol a Perugia nell'Ascoli promosso in B, il definitivo salto di qualità è ora l'approdo al Catania. 3 campionati a Picerno in Serie C, 2 in D con 9
Novara e Casarano. Pagliai lunedì ha sostenuto le visite mediche prima dell'allenamento al Massimino. Carnieluti è un giocatore del Sorrento, Di Noi è vicinissimo alla San Benedettese. Tra cessioni, contratti scaduti, prestiti e risoluzioni consensuali funziona la cura dimagrante del Catania, che ha alleggerito il proprio organico e continuerà a farlo. C'è poi la seconda fase, quella dei rinforzi, per un salto di qualità ed essere protagonista nella prossima Serie C. I tempi sono ristretti, lunedì prossimo la partenza per la seconda fase del ritiro a Norcia. Oggi e domani doppia seduta al Massimino, venerdì 24 un solo allenamento. Ad una settimana dall'apertura della campagna Essere Catania, la società ha comunicato che i tifosi hanno sottoscritto 1558 abbonamenti. Il Palermo segna e si diverte in amichevole, 7 gol al Paradiso. Intanto è stato diramato il calendario di Serie B. Rosanero che alla prima giocheranno contro la Juve Stabia. Marco Gullan. Gol, giri del motore che aumentano e affinità che cresce. Nella terza amichevole prestagionale il Palermo batte per 7-0 il Paradiso, formazione che milita nella terza serie svizzera. La gara, come da pronostico, è stata a senso unico, con la squadra di Inzaghi che si è mostrata più brillante soprattutto a livello fisico rispetto all'uscita precedente. Il Palermo la sblocca subito al primo minuto con la rete di Cassandro, il primo gol con la maglia rosanero. A stretto giro Jonsen, Gomez e Yasi trovano i 3 gol che portano il risultato sul 4-0 a fine primo tempo. Nella seconda frazione la musica non cambia e nonostante una squadra rimaneggiata i rossano smettono di trovare la via della rete. Al 59esimo Giasi trova la doppietta personale, mentre il duo di centrocampo Ranocchia-Segre porta il risultato sul 7-0. Non solo amichevoli, il Palermo ieri ha anche conosciuto il prossimo calendario di Serie B. La prima dei rosanero sarà al Barbera il 22 agosto contro la Juve Stabia. Penso che il calendario, giudicarlo in questo momento difficile, meno difficile. Ogni partita dobbiamo giocarla, siamo contenti di esordire in casa. La Juve Stabia è una squadra importante, in questi ultimi anni ha fatto secondo me qualcosa di straordinario, però insomma giocando davanti al nostro pubblico avremo la fortuna fra la Coppa Italia e la prima di campionato di giocare 2 volte insomma al Barbera, e per noi questo deve essere un grande vantaggio. Il Palermo alla seconda giornata giocherà ad Arezzo, alla terza big match in casa contro la Sampdoria. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.